Salve a tutti e benvenuti al nuovo magazine di Soundtrack City. Allora, nel nostro magazine di oggi parleremo soprattutto, ritorniamo dopo una breve parentesi dove in 2 puntate abbiamo parlato di molti libri, adesso invece ritorniamo al nostro focus, ovvero i film. 2 film che per diversi motivi, insomma, se ne parla molto in questo momento. Uno che lo potete trovare al cinema e l'altro invece lo potete trovare su una piattaforma come Netflix. Però iniziamo dal tuo Massimo, che è il film cinema, per intenderci. Parliamo di un blockbuster al cinema, ennesima trasposizione dell'eroe mascherato, l'uomo pipistrello, The Batman. Questa volta nella versione ovviamente DC, perché comunque è un personaggio supereroe della DC, è interpretato da Robert Pattinson, Twilight, Harry Potter, quindi attorone, che ha lavorato anche con Cronenberg. Allora, Robert Pattinson dà una veste a questo Bruce Wayne Batman molto più tetra, molto più oscura, molto più sofferta, affranta rispetto, diciamo, a quelle versioni precedenti, quella di Michael Keaton, rispetto, diciamo, agli attori che hanno interpretato questo stesso identico personaggio. E la regia è di Matt Reeves, è un reboot della serie cinematografica, quindi di Batman della DC, con Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz, nel ruolo di Catwoman, anche se non viene mai nominata come Catwoman, ma col suo nome originale che è Selina. Poi Paul Dano che fa l'enigmista, simile al Kevin Spacey di famoso killer di Seven, e Jeffrey Wright che interpreta James Gordon, il tenente, questa volta di colore. John Turturro fa il mafioso e come poteva essere altresì Carmine Falcone. Andy Serkis, il famoso Gollum del Signore degli Anelli, che interpreta il maggiordomo Alfred, e Colin Farrell che interpreta il pinguino irriconoscibile. Allora, questo film ve lo descrivo con una semplice frase che è esemplificativa: è il Blade Runner batmaniano, né più né meno. È un noir, è un thriller, ha poco a che fare col Batman classico che noi pensiamo, o almeno quello che abbiamo visto trasposto sullo schermo da Christopher Nolan o da Tim Burton o anche da Joel Schumacher, molto kitsch quello dagli anni 90. E le musiche di questo Batman sofferente, sofferto, sono state affidate da Reeves a un suo collaboratore storico che è Michael Giacchino, il premio Oscar, italo-americano Michael Giacchino, che ha creato una colonna sonora molto particolare che ha diviso come opinioni i fan e non solo, quelli, soprattutto i fan delle colonne sonore della serie di Batman. All'interno di questa colonna sonora di Giacchino ci sono 2 canzoni, una di Nirvana famosissima, Something in the Way, che se la sentite bene vi ricorderà il tema della marcia imperiale dell'impero colpisce ancora di John Williams, e poi c'è Dean Martin con il blu dipinto di blu. Allora, Giacchino, e chiudo qui, ha fatto un lavoro a mio avviso perfettamente idoneo all'atmosfera del film. Diciamo che ci si allontana dall'atmosfera che conosciamo del Giacchino, quello della Pixar o dei film supereroici tipo Spider-Man, quindi quelli della Marvel. Qui la fascinazione di questa colonna sonora è, diciamo che si destreggia tra dilatazioni molto rarefatte, è un tema noir seduttivo, romantico, all'abbrivido caldo di John Barry per la Catwoman. Poi ci sono queste vere e proprie tessiture orchestrali zimmeriane, lunghe, enigmatiche, è proprio il caso di dire perché il cattivo è l'enigmista, con qualcosa del leitmotiv da Oscar di Ennio Morricone per The Hateful Eight, e non dico altro. Quindi comunque è un film da andare a vedere assolutamente al cinema, anche se dura 3 orette. Però. Allora, adesso io passerei invece a tutt'altra storia, ma proprio tutt'altra. Tu hai parlato di blockbuster, questo invece di cui vado a parlare io, Il filo invisibile, proprio no, non si può dire che sia un blockbuster. Lo potete trovare su Netflix. Se ne parla molto ultimamente, allora spiego brevemente. Un film diretto da Marco Simon Puccioni, che narra la storia di una famiglia cosiddetta arcobaleno.
Leone ha 16 anni, e però ha 2 padri, Simone e Paolo. Il ragazzo è nato in California grazie ad una madre surrogata. Allora, questo tipo di film potrebbe avere dei problemi. Allora, quando si vanno a affrontare questi temi, perché potrebbe essere il classico film dove si va a, come posso dire, centrare la storia sulla diversità di questo tipo di coppie, di questo tipo di famiglie, ma in realtà invece va a percorrere la via totalmente diversa, cioè fa apparire la normalità di una coppia del genere. Non vi spoilerò nulla, ma la cosa divertente, nello stesso tempo anche drammatica, è anche constatare come questo tipo di storie possono essere assolutamente normali, anzi dovrebbero essere definite nei film come normali, non ci dovrebbe essere nulla di eccezionale in tutto questo, e questo film questo particolare aspetto lo disegna benissimo, lo descrive benissimo. Voglio, prima di parlare delle musiche, che sono il nostro focus, ogni tanto parlare anche di una cosa che mi ha impressionato, cioè il casting. Il casting è meraviglioso, a partire da Filippo Timi e Francesco Scianna, che fanno la parte dei 2 padri, e da tanti altri attori, la Cervi, tutto il casting, ma c'è un attore, il ragazzo di 16 anni, che io penso di poter dire che sarà un nome di cui sentiremo parlare tantissimo come attore. Sto parlando di Francesco Gheghi, bravissimo, proprio un ragazzo di una bravura immensa. Puccioni ha firmato sia la regina che il soggetto, ed è un film secondo me di levatura internazionale, o perlomeno ha, come posso dire, ha tutti i parametri per poter pensare che un prodotto del genere possa essere tranquillamente esportato ovunque. Quindi io sono particolarmente felice quando questa è una produzione italiana, insomma non capita spessissimo una cosa del genere. Le musiche anche lì non posso che parlarne bene. Sono firmate da nostri cari amici che spesso vengono qui, Pivio e Descalzi, musiche che qua e là richiamano a Thomas Newman, assolutamente in linea con la storia che si va a descrivere, che è una storia che ha delle tinte a volte di commedia, a volte drammatiche. Quindi complimenti sia a Pivio che a Aldo. E poi c'è anche dal punto di vista della scelta invece del repertorio, perché è pieno di canzoni. Voglio dire che ce ne sono alcune scelte assolutamente azzeccate, perché un po' devono andare tra questo mondo giovanile, addirittura ci sono dei pezzi di Mace, Blanco e Salmo, ma anche un paio di pezzi assolutamente fantastici. Uno è Impossible dei Nothing But Thieves e l'altro Reverie di Isaac Gracie. Detto questo, rimane il film e vi consiglio tutti di vederlo, è su Netflix, ne vale la pena, 2 ore veramente ben spese. Bene, bene, diciamo che abbiamo invogliato a tornare al cinema e a vedere qualcosa di veramente interessante in streaming. Si può Quindi, fare tutte e due. Alla noi vi salutiamo, al prossimo magazine. Ciao da Marco Testoni e da Massimo Privitera, ciao! alla prossima. Buona visione!